come si sa, il volley purtroppo non è uno sport che è gettonatissimo come può essere il calcio, ma dobbiamo andare fieri e orgogliosi di questa squadra che quest'anno milita in Serie C nel campionato regionale, e spero che sia da stimolo anche per tutte quante le altre categorie più giovani che devono crescere in questo sport. Quindi un grosso in bocca al lupo a questa squadra a partire da questa sera, appunto, ma per tutto il campionato. Le locali dell'FC Volley in divisa bianco-azzurra giocano con Serena Scopel, alzatrice, Cinzia Zaninello, opposto, Cristiana Parenzane e Giulia Gasparin, schiacciatrici, il capitano Mila Rizzo ed Erika Montemezzo, centrali, Roberta Curto, libero, Cristian Magro è il primo allenatore, Gianpietro Bertoncello il secondo. Le ospiti del Club Hotels Zamboni Casteldazzano in maglia celeste, allenate da Renato Zucchelli e Manuel Mirandola, schierano il capitano Cristina Buin, Isabel Ronca opposto, Valentina Zamperlin e Alessia Marzari schiacciatrici, Tatiana Marconi e Tania Zordan centrali, Martina Longo libero. Autoritario avvio dell'FC Volley, subito avanti sul 5-0 grazie alla battuta efficace, all'ottima fase di muro difesa e ai contrattacchi precisi di Parenzan e Zaninello. Approfittando della lunga sequela di errori in ricezione e in attacco del Casteldazzano, le ragazze di casa allungano sul 12-2. Molto positivo il rendimento di tutte le attaccanti padovane, con Rizzo e Parenzan quasi perfette. Eccellente la prova del libero Roberta Curto, che dà sicurezza in ricezione e in difesa. Coach Zucchelli inserisce la centrale Elisabetta Bianchi al posto della Zordan e l'esperta banda Raffaella Grieco per la Marzari, ma le azzurre gestiscono comodamente l'ampio vantaggio. Le splendide fast della Rizzo e i contrattacchi martellanti di Zaninello e Parenzan mandano le locali sul 20-8, poi il muro insuperabile di Mila Rizzo e della neoentrata Chiara Marangoni completa l'opera e il primo set va in archivio sul 25-10 per l'FC Volley. Alla ripresa del gioco l'incontro cambia volto perché le ospiti alzano le percentuali in ricezione e in attacco, migliorando anche in difesa. L'FC Volley risponde colpo su colpo con le efficaci azioni al centro di Erika Montemezzo e la grande regolarità garantita dall'impeccabile Parenzan. Positivo anche il rendimento dell'altra banda Giulia Gasparin, così come la prova in regia di Serena Scopel. Le locali si avvantaggiano sul 10-7, ma le veronesi, sostenute da Zamperlin e Ronca, riducono il passivo completando quindi la rincorsa sul 14 pari, con 2 muri vincenti consecutivi. Noi non siamo nelle posizioni giuste perché siamo troppo in carne campo. Poi nella ricostruzione, nello schema va bene, ma nella ricostruzione pallate, tirare. Le utili indicazioni di Cristian Magro permettono alle azzurre di casa di superare indenni una breve fase di appannamento. Il match si accende, lo spettacolo pure, le azioni si susseguono a un ritmo elevato e le squadre si fronteggiano su un piano di perfetta parità. Zamperlin e Ronca da una parte, Parenzan e Rizzo dall'altra, si mantengono su ottimi livelli e il punto a punto prosegue fin sul 21-20, quando il Casteldazzano conquista un mini break importante portandosi sul 23-20, col primo tempo vincente della valida Elisabetta Bianchi, seguito dal contrattacco punto di Raffaella Grieco. Nervi saldi, concentrazione e grande determinazione fanno la differenza a vantaggio dell'FC Volley, che riesce a invertire il trend negativo. Erika Montemezzo e Cinzia Zaninello danno la carica alle padovane, infilando una serie micidiale di 5 punti che stronca le ospiti. L'ottima Zaninello mette a terra l'ultimo pallone, che chiude il secondo parziale sul 25-23 per l'FC Volley. L'inizio della terza frazione vede la decisa reazione delle veronesi, avanti sul 5-1 grazie alle azioni vincenti di Bianchi, Ronca e Zamperlin. In questa fase spicca la buona prova, sia in attacco che a muro, della centrale Elisabetta Bianchi, valida opzione tattica per l'esperta palleggiatrice Cristina Buin. Le azzurre di casa restano in partita, approfittando di qualche errore di troppo concesso dalle ospiti che sprecano il vantaggio agevolando il rientro dell'FC Volley sull'8 pari. Le padovane ritrovano il ritmo ottenuto nei 2 parziali precedenti e ricominciano a macinare punti con Rizzo, Zaninello e Parenzan. Positivo anche l'apporto in battuta di Giulia Gasparin. Il Casteldazzano replica prontamente variando il gioco, conquistando molti punti con le centrali Marconi e Bianchi.
Anche il terzo set propone un andamento dominato dall'equilibrio a oltranza, con azioni spettacolari e grandi recuperi in difesa da ambo le parti. La fortissima Mila Rizzo trascina le padovane marcando punti pesanti con la fast. In vantaggio sul 16-14 le azzurre si bloccano, subendo il break delle veronesi che le scavalcano sul 18-16. Ma Zaninello e Gasparin riaccendono la luce e l'attacco padovano torna a funzionare, dando il là al recupero dell'FC Volley sul 18 pari. Il finale, incerto e appassionante, è una dura lotta punto su punto. L'ottima tecnica e la grande esperienza di Rizzo e Parenzan si rivelano determinanti per le locali, che si procurano 2 palle match sul 24-22, chiudendo partita e incontro col palleggio intelligente e vincente di Mila Rizzo. Il primo set è andato un po' così, un po' la tensione della prima partita e tutto il resto. Gli altri 2 set abbiamo dimostrato di avere la qualità per poter far bene in questo campionato. Manca ancora quei 2 punti necessari per chiudere i set, ma verranno e noi ci speriamo. È ovvio che abbiamo tanto lavoro da fare, tanta disponibilità dalle parti delle ragazze, e appunto parlando di ragazze, perché tanta qualità? Perché abbiamo messo insieme questo gruppo di anziane, più che anziane che bruttissimo, di ragazze d'esperienza, ragazze che hanno calcato tantissimo e hanno consumato tanti palchè, con un gruppo di ragazze giovani noi nostre e anche non nostre, sulle quali vogliamo investire. Deve essere un investimento come abbiamo fatto nel progetto Arena, nel quale abbiamo creato più di 500 unità, tutte ragazzine che stanno lavorando in un certo modo. Abbiamo potenziato tutto il lavoro tecnico, abbiamo lavorato su tutti gli staff, abbiamo assegnato sulla domanda fatta anche tutti i dirigenti, perché anche loro sono importantissimi e seguono queste squadre. Per arrivare alla fine cosa ci proponiamo? Ci proponiamo di crescere con le nostre ragazze. Devo dire che il fatto di essere venuta a giocare qui a Fontaniva senz'altro è stata una sorpresa prima di tutto per me stessa, perché io in realtà quest'estate avevo deciso di smettere di giocare, perché arrivavo da 2 anni in Serie A, sì, stupendi, un'esperienza davvero che mi ha insegnato tanto, però molto difficili. Con la società c'è stato subito un ottimo rapporto direi quasi di amicizia, nel senso che c'è rispetto reciproco, ci si aiuta, si ha voglia di fare, tutte le persone sono, a partire dalle ragazze, dall'allenatore presidente, Fernando, tutti quanti hanno voglia di mettersi in gioco, diciamo, e di dare qualcosa comunque alla nostra squadra. Abbiamo lavorato bene un po' in tutti i fondamentali, dalla ricezione alla difesa, alla correlazione, muro e difesa. È andato. Se è andato è merito della nostra concentrazione, del lavoro che facciamo in palestra durante gli allenamenti. Bene, nel senso, buone prospettive per il futuro, secondo me abbiamo buone possibilità di fare un gran campionato. Dal punto di vista tecnico le ragazze ci sono, la squadra c'è, cose che dovremmo migliorare saranno sicuramente l'amalgama della squadra, quindi il fatto di trovarsi in difesa nel posto giusto al momento giusto, tenere le posizioni, sicuramente da rivedere parte di copertura.